E buongiorno per la quarta e l'ultima volta di questi classici che vi sto presentando per ragazzi. E quello di oggi è veramente uno strano classico, perché quello che vi presento oggi è un classico di uno scrittore danese che si chiama Kierkegaard. Mi raccomando, non andate a dire ai vostri genitori che io vi ho consigliato di leggere Kierkegaard, perché non è Søren Kierkegaard, un famoso filosofo danese che è difficilissimo da leggere e che dovete aspettare un bel po' per leggere, ma è Ole Lund Kierkegaard. E il libro è Il piccolo Virgil. È un libro che è appena uscito per Iperborea. Iperborea sta facendo un meraviglioso lavoro di riscoperta di scrittori scandinavi per bambini. Sta pubblicando tutte le cose che non erano mai state tradotte e pubblicate prima di Astrid Lindgren, per esempio, l'inventrice di Pippi Calzelunghe. Sta pubblicando tutti i libri bellissimi di un mio carissimo amico che purtroppo ci ha lasciato 2 anni fa, che è Ulf Stark, un grandissimo scrittore. Alcuni suoi libri erano stati pubblicati da Feltrinelli, ma adesso Iperborea sta pubblicando tutte le meravigliose cose che ha scritto e ha pubblicato anche questo libro di Ole Lund Kierkegaard, Il piccolo Virgil. E come ho fatto per gli altri, anche di questo libro pazzo, perché dico che è un classico? L'ho pubblicato da pochissimo, ma è un libro che è stato scritto da Kierkegaard nel 1967, quindi in Danimarca e nei paesi scandinavi è un classico. In un paese c'era un pollaio e in quel pollaio viveva un bambino di nome Virgil. Veramente il pollaio era del panettiere che però aveva dato al piccolo Virgil il permesso di abitarci, almeno fino al giorno in cui non sarebbe crollato. Perché il fornaio era un brav'uomo che preparava tutto il giorno pane, dolci e torte di mele, anche se la gente di quel paese non gli comprava quasi mai niente, al massimo 2 o 3 pani al giorno, così tutti i dolci, le torte di mele, i panini all'uvetta, se li mangiava il fornaio. Nel pollaio viveva anche un gallo, aveva una zampa sola e perciò stava sempre appoggiato alla parete per non cadere. Era il gallo che svegliava Virgil ogni mattina. Cantava così forte che si sentiva fino alla palude. Ma un gallo che doveva svegliare un bambino come Virgil non aveva altra scelta, ecco. Così comincia questa strana avventura di Virgil e dei suoi amici. Nel paese dove vive Virgil c'è Oscar che ha la madre enorme, la mamma più grande di tutto quanto il paese. Poi c'è Carl Emil che ha una casa dove davanti c'è un prato e 4 tulipani tutti in fila. Carl Emil era un bambino che mangiava più di tutti in paese ed era molto ricco perché aveva un monopattino, una spada di legno e anche un bastone azzurro. Poi c'era il fabbro, grande, grosso e nero, aveva una barba nera, fumava tutto il giorno una gran pipa nera. E nella scuola dove va Virgil e i suoi amici c'è anche il maestro dai capelli rossi. Poi c'è il droghiere che vive in una casa con il muschio e l'erba sul tetto e dove nel suo negozio si può comprare qualsiasi cosa, anche le pipe di liquirizia. Ecco, Virgil con i suoi amici passa in mezzo a un mucchio di avventure. Pensate che riesce anche a catturare un drago che puzza da morire, che lo portano perfino a scuola. La maestra si spaventa da morire a vedere questo drago, poi improvvisamente il drago scompare. Sono veramente delle avventure divertentissime. Ve lo consiglio proprio, questo bellissimo libro. Grazie di avermi seguito fin qua e alla prossima.